Buongiorno e benvenuti alla nostra rassegna stampa in diretta su Telecolor. Vediamo quali sono i principali fatti di oggi sulle prime pagine. Naturalmente occhi puntati come sempre alla guerra in Medio Oriente, alla guerra in Iran, con questo ultimatum di Trump, o negoziate o vi cancello, ma si parla anche di tante altre notizie della politica italiana, del caso ancora del Mastro che vedremo, e anche l'apertura di alcuni quotidiani, e poi ancora la cronaca con ragazzini che si rendono protagonisti di storie di cronaca nera che lasciano veramente senza parole dopo il caso del tredicenne che ha coltellato la sua insegnante. Adesso c'è un 17enne che inneggiava al neonazismo e che stava preparando una strage in una scuola, in un liceo. Ma ci sono tante altre notizie, si parla anche della Pasqua, delle celebrazioni pasquali a Gerusalemme, il caso Pizzaballa è rientrato, ma vedremo anche come. Intanto partiamo dal Corriere della Sera con l'apertura dedicata proprio alle parole di Donald Trump: negoziate o vi cancello. Trump: colpiremo energia, acqua e Carg. L'Iran intanto: trattare. Non ci fidiamo. Madrid chiude i cieli agli aerei coinvolti nel conflitto. E poi il sì di Israele alla pena di morte per i terroristi. Restiamo sempre nel taglio alto del Corriere. Leggiamo petrolio, la crisi che fa ricchi gli ayatollah, e poi in Italia bollette, maxi aumento per i vulnerabili. L'elettricità sale dell'8,1%, questo nel secondo trimestre 2026. E poi Meloni che vede Giorgetti la preoccupazione per gli effetti della guerra, e intanto Palazzo Chigi esclude il rimpasto. Dicevamo anche il caso del Mastro. Sulle prime pagine di quasi tutti i quotidiani, i suoi soci riciclavano i soldi del clan senese. Il ristorante Bisteccheria d'Italia dei Carroccia riciclava appunto i soldi per conto del clan mafioso. Nuovi e pesanti sviluppi sul caso che ha portato alle dimissioni del sottosegretario alla giustizia di Fratelli d'Italia. La Procura di Roma contesta all'ex socia di Del Mastro, Miriam Carroccia, di aver ripulito i soldi del clan romano investiti nel ristorante. Si ipotizzano quindi reati di riciclaggio e intestazione fittizia di beni con l'aggravante mafiosa. E ieri si è dimessa anche l'assessore regionale del Piemonte Elena Chiorino, fedelissima di Del Mastro. Dicevamo per la cronaca, dopo il caso della tredicenne che ha coltellato l'insegnante, dalle armi all'esplosivo, il 17enne invece che progettava una strage a scuola. Questi i piani del giovane arrestato, ci sono altri 7 indagati. E poi invece una notizia decisamente di altro tenore, molto più leggera, che ci lascia anche un po' sognare, perché dopo 54 anni c'è un nuovo viaggio verso la Luna, la nostra epica avventura. Qui vediamo il team che è pronto a partire, ad affrontare questo viaggio che partirà da Cape Canaveral, e quindi li vediamo Jeremy Hansen, Christina Koch, il comandante Reid Wiseman e la pilota Victor Glover, pronti appunto per partire su Artemis 2. Saranno in orbita per 10 giorni, una missione che aprirà la strada a un nuovo sbarco sulla Luna. La Repubblica, vediamo l'apertura dedicata al caso del Mastro. I PM riciclati, soldi del clan nel ristorante di Del Mastro. L'accusa della procura ai soci dell'ex sottosegretario che sarà ascoltato in antimafia. E poi terremoto in Fratelli d'Italia, lasciano appunto l'assessore alla regione Piemonte e un consigliere di Biella. E poi Israele dice sì alla pena di morte per i terroristi, ma Netanyahu cede a Pizzaballa. Anche la Casa Bianca preoccupata. E allora andiamo a vedere un po' la questione in Medio Oriente a proposito di questa pena di morte che è stata introdotta da Israele nei confronti dei palestinesi, dei terroristi palestinesi. Vediamo il manifesto dedica l'apertura, c'è la foto di
Ben-Gvir, uno dei ministri di ultradestra, appunto, israeliano, l'unica democrazia. Israele introduce la pena di morte per i palestinesi, voluta dall'ultradestra di Ben-Gvir e sostenuta da Netanyahu, impiccagione e nessuna possibilità di appello. L'ultima conferma di un apartheid conclamata, inutili le flebili e tardive proteste delle cancellerie europee. E ancora vediamo le parole del Papa, le dure parole del Papa nei confronti di Trump e Netanyahu. Siamo sull'Unità di oggi. Dio non ascolta chi ha le mani che grondano sangue. L'urlo del Papa appunto contro i due leader, americano e israeliano. Durissimo l'attacco ai guerristi. E ancora vediamo l'osservatore romano, Gesù, Re della pace, non ascolta le preghiere di chi fa la guerra e ha le mani grondanti di sangue. Nella Domenica delle Palme l'appello di Leone XIV a deporre le armi. All'Angelus la vicinanza al Medio Oriente, vittima di un conflitto atroce. Dicevamo il caso Pizzaballa. In primo piano sul Riformista, la messa in scena, scrive il quotidiano. Il caso Pizzaballa è rientrato, nessuno scontro tra le comunità, Massimo De Angelis, Netanyahu, difensore della Terra Santa. E poi Avvenire, intesa a Gerusalemme per salvare la Pasqua, celebrazioni ristrette al Santo Sepolcro e trasmesse in TV. Tajani all'ambasciatore, commenti inopportuni. E poi Trump, accordo con l'Iran o distruggeremo l'isola di Karg. Intanto sono stati uccisi 2 caschi blu in Libano. Dicevamo giovani in primo piano, giovani purtroppo protagonisti di fatti di cronaca. E allora vediamo il 17enne pronto a fare la strage nella scuola, però vediamo sempre qui nel taglio centrale la notizia non del 13enne che ha accoltellato l'insegnante, ma di un suo coetaneo che invece l'ha aiutata. Un altro 13enne ha salvato la professoressa accoltellata. Ci sono le parole proprio della vittima: solo il coraggio immenso di un altro mio alunno, anche lui 13enne, che mi ha difesa rischiando la sua stessa vita, ha impedito il peggio. Queste sono le parole appunto di Chiara Mocchi, la professoressa accoltellata da un alunno mercoledì scorso a Trescore Balneario, e parla nuovamente dal letto di ospedale. Ieri pomeriggio è stata dimessa per raccontare a tutti che in questa brutta storia c'è anche un protagonista positivo, al quale appunto Avvenire ha dato spazio in prima pagina. Vediamo l'altra voce dove invece si parla di questo ragazzino di 17 anni che progettava la strage. A scuola faccio una strage, il delirio del liceale che è stato arrestato a Perugia. Sotto inchiesta ci sono altri 7 giovani. E poi a Bergamo la professoressa ferita appunto dall'alunno, salvata da un altro allievo. Restiamo su questa pagina e vediamo Trump che minaccia gli ayatollah. Gli Stati Uniti, accordo per Hormuz, vi distruggeremo, la replica, proposte irragionevoli. E poi UNIFIL, 3 caschi blu indonesiani uccisi nel sud del Libano. Si parla anche di sport, vediamo Kimi Betts e Yannick. Quella passata è stata una domenica bestiale, possiamo dire, per lo sport italiano. Esempi vincenti per gli azzurri a caccia del mondiale. Antonelli in Formula 1, Bezzecchi in MotoGP e naturalmente Sinner nel tennis, che hanno portato in alto il tricolore italiano. Ancora andiamo avanti e vediamo il resto del Carlino. Scontro tra Spagna e Stati Uniti, Trump dà l'ultimatum all'Iran e intanto in America scende in campo. Anzi scende più che altro in campo con le sue armi, il microfono e la chitarra. Stiamo parlando di Bruce Springsteen sulle strade di Minneapolis, l'America del boss che sfida Donald. La morte di Alex Pretti e René Good, uccisi a gennaio dall'ICE, la polizia antimigranti inviata da Trump, sono ferite ancora aperte lungo le strade di Minneapolis, la città simbolo della repressione dove Bruce Springsteen stasera in concerto unirà
unirà 20.000 anime in un solo grido di protesta, perché, come ha ricordato il governatore Tim Walz al termine della No Kings di sabato a St. Paul, l'America non ha bisogno di un re, ma di un boss. Il Messaggero di oggi, vediamo in apertura: scudo per lo shock energetico, la guerra in Medio Oriente, l'escalation di Trump e le mosse del G7, petrolio a $120, i ministri delle finanze pronti a ogni misura per preservare la stabilità, Donald avverte Teheran, accordo o distruggeremo Karg, e Madrid che chiude ai caccia statunitensi. E poi anche qui la strage pianificata da questo 17enne, modello Columbine. Si ricorda, insomma, la strage avvenuta negli Stati Uniti nel 1999. È stata arrestata a Perugia, rete online con gruppi neonazisti in possesso di materiale per realizzare armi ed esplosivi. E poi, per quanto riguarda lo sport, vediamo invece il calcio. Italia 13 stasera in Bosnia, lo spareggio decisivo per i mondiali. Ancora vediamo il Fatto Quotidiano con voli di guerra in alto, Sanchez li stoppa, mentre da Sigonella aumentano, anche se c'è un aggiornamento, ve lo diremo tra pochissimo con la nostra rassegna stampa regionale, proprio che riguarda Sigonella, e soprattutto con le ultime notizie dal nostro sito siciliaweb.it. Ma intanto vediamo l'apertura, il locale di Del Mastro che riciclava per i senese bistecche d'Italia, assieme a Roma indaga anche Torino. E poi vediamo anche l'ultima prima pagina dedicata appunto allo sport. La Gazzetta dello Sport oggi dedica tutta la prima pagina alla partita di questa sera, che vale un mondo, questo è il titolo. In Bosnia alle 20:45 tutto o niente per la terza volta a Zenisa, e ci giochiamo ancora il mondiale in una partita, stadio piccolo, tensione, freddo, Kin, Retegui, ma Pio è pronto. E poi le parole di Dzeko, il capitano appunto della Bosnia: se avevate paura del Galles non siete messi bene. Ringhio Gattuso, niente alibi, è ora di dare gioia al paese. Queste sono le parole dell'allenatore azzurro. E poi c'è l'intervista a Rivera, vietato fallire, e poi visitate il mio Azteca. Ci fermiamo per una pausa, ritorniamo tra poco e appunto gli ultimi aggiornamenti prima di passare poi ai quotidiani regionali. Bentrovati, seconda parte della nostra rassegna stampa. Adesso i fatti regionali, ripartiamo dagli ultimi aggiornamenti sul nostro sito siciliaweb.it. Intanto prima dicevamo, a proposito di Sigonella, l'Italia nega appunto l'utilizzo della base agli americani per questa guerra in Medio Oriente, in Iran. Intanto vediamo le altre notizie. In apertura, Catania, sequestrati 60 kg di alimenti in cattivo stato in una mensa ospedaliera, controlli dei NAS, denunciato il responsabile della preparazione dei pasti. E poi a Catania, sgomberata l'ex palestra di Piazza Lupo, e ancora aggredisce il fratello con un cacciavite. Hai una relazione con la mia compagna, questo per quanto riguarda la cronaca. E ancora un incidente sul lavoro ad Enna, cade dal cestello mentre lavora, morto operaio. Queste le ultime notizie che appunto troviamo in primo piano su siciliaweb.it. Poi naturalmente tutti gli approfondimenti anche nel corso delle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Ma intanto ritorniamo alle prime pagine dei quotidiani che oggi trovate in edicola. Ripartiamo da Repubblica Palermo. Vediamo in alto: truffa sugli eventi, indagato deputato di Fratelli d'Italia. Fondi del turismo per Agrigento, capitale della cultura. Pisano sotto inchiesta, si finanziò la campagna elettorale. Poi si parla anche di un'altra inchiesta tra mafia e
Sanità, soldi a casa di Iacolino, sì al sequestro. Un altro schiaffo da Roma per la Regione, bocciato il piano degli ospedali, posti letto e reparti da accorpare, il Ministero respinge il documento varato dalla Giunta Schifani. E poi la Vardera, Meloni ha scelto me, oggi la Vardera presenterà il suo programma, la sua candidatura per diventare il prossimo presidente della regione siciliana. E poi vediamo Mary per sempre nel degrado, viaggio al Malaspina, all'istituto minorile di Palermo. Il CARA è un lager, il CARA di Mineo, la struttura che ospitava i migranti, la denuncia a Caltanissetta. Vediamo all'interno alcuni approfondimenti. Intanto la notizia in primo piano, la regione che riceve una nuova tegola. La rete ospedaliera è stata bocciata dal Ministero. Il documento della Giunta Schifani restituito con pesanti rilievi dai posti letto ai reparti da accorpare. Oggi ci sono su Repubblica tutte le contestazioni appunto a questo piano. E poi a proposito di sanità, l'ex super burocrate, l'ex manager della sanità Iacolino, che è finito in una inchiesta con l'accusa di corruzione e di concorso in associazione mafiosa, i 90.000 euro a casa di Iacolino, è stato confermato il sequestro. Vediamo ancora sulla stessa pagina, attacchi social tra deputati, Forza Italia è una polveriera, questo sul fronte della politica e delle tensioni all'interno del centrodestra. Schifani, ma l'alleanza cresce, fiducioso il governatore che appunto tira dritto. Intanto un'altra tegola invece cade sul primo partito di governo, Fratelli d'Italia. Pisano viene indagato per truffa, un'altra inchiesta scuote Fratelli d'Italia. La procura di Agrigento accusa 6 persone per la distrazione di fondi relativi agli eventi per il finanziamento della campagna elettorale. E poi vediamo nel centro-sinistra l'opposizione che si organizza, soprattutto il deputato di controcorrente Ismaele Lavardera. Meloni e l'investitura del rivale in Sicilia. Lavardera dice: ha scelto me, altro che primarie, lo ha scelto la premier, chi è rivale di Musumeci, che punta a ricandidare alla guida della coalizione. Quindi Ismaele Lavardera annuncia che Meloni potrebbe puntare nuovamente su Nello Musumeci per quanto riguarda le prossime elezioni regionali in Sicilia. Vediamo le altre notizie e allora c'è questo racconto, questa inchiesta, l'inferno Malaspina tra incuria e pericoli. Chiudete quell'istituto, viaggio nell'istituto penale minorile in cui tra l'altro fu ambientato Mary per sempre, che oggi vive in uno stato di degrado. E oggi vediamo anche alcune foto che sono state pubblicate da Repubblica a Palermo, che si occupa appunto delle condizioni di questa struttura carceraria. Vediamo la Gazzetta del Sud, le notizie che abbiamo già visto. E poi invece per quanto riguarda la Sicilia, Messina, entra in servizio l'esercito dei quasi 100 nuovi vigili urbani. Ieri mattinata emozionante per la firma dei contratti dei neoassunti, ma la presenza dell'ex sindaco Basile scatena lo scontro politico. Basile, che è uno dei candidati per appunto guidare nuovamente la città dello Stretto, e scoppia appunto la polemica tra i candidati a sindaco. E poi il caso della CAS, la voragine nel bilancio del Consorzio Autostrade Siciliane fa saltare i conti della regione. Le perdite ammontano già a oltre 46 milioni e mezzo di euro e ci sono contenziosi che potrebbero pesare per altri 90 milioni. Ricordiamo che il CAS ha sede a Messina, amministra le autostrade Messina-Catania e Messina-Palermo.
Restiamo sempre su questa pagina, vediamo le altre notizie. Intanto We Build, il ponte non si fermi, il governo sta dando le risposte. Pietro Salini da Napoli ribadisce un'opera essenziale per il Paese. Intanto al Senato prosegue l'esame del nuovo decreto. Come abbiamo già visto sugli altri quotidiani, c'è un altro deputato di Fratelli d'Italia, deputato all'Ars, indagato in questo caso per truffa ad Agrigento, 6 avvisi per spese pazze legate ai grandi eventi, indagato anche il deputato Lillo Pisano. E poi le donne ai vertici delle aziende a Messina sono soltanto il 21%, dati eloquenti come anche la percentuale relativa alla differenza nella retribuzione tra uomini e donne, ma ci sono anche dei segnali positivi nel report su imprese e lavoro femminile. Andiamo a vedere la prima pagina del Giornale di Sicilia. Appunto, autostrade e pullman, i buchi neri della regione. Le perdite della CAS superano i 46 milioni, a cui si aggiungono contenziosi, come abbiamo visto, per 90 milioni. Indagine avviata anche sulle spese dell'AST, l'azienda del trasporto pubblico siciliano, nel mirino i costi esosi dei mezzi presi a noleggio. Nel piano di risanamento del consorzio spunta anche l'ipotesi di un aumento dei pedaggi che non farà assolutamente piacere a tutti gli automobilisti che ci stanno seguendo. E poi vediamo anche le altre notizie. La mia Sara, uccisa un anno fa, portiamo la sua luce. Proprio un anno fa a Messina veniva uccisa Sara Campanella, la studentessa di Misilmeri, che è stata coltellata da un suo compagno di università, da un suo collega universitario, Stefano Argentino, il quale poi si è tolto la vita in carcere. Oggi il ricordo di questa giovane. Vediamo le parole della mamma della ragazza assassinata, pubblicate appunto in prima pagina. Educare i maschi, non si può morire per un no. Ad Agrigento ci sono, come abbiamo visto, 6 indagati per truffa e peculato, coinvolto anche il deputato di Fratelli d'Italia Pisano. I PM facevano la cresta sui fondi per eventi. E poi a Palermo, Borgo Nuovo, al via i lavori, la chiesa sarà riqualificata, il cantiere benedetto dall'arcivescovo Lorefice, padre Garau, e la svolta. Applicato il decreto Caivano, il ministro Abodi, che ieri appunto era presente, ha detto la borgata può riscoprire la socialità. Andiamo a vedere la prima pagina della Sicilia. Intanto la politica, il governo esclude il voto anticipato, Meloni lavora sul rimpasto ed energia, e c'è questa ipotesi del ministro Musumeci, Nello Musumeci, oggi a capo della protezione civile e ministro anche del mare, che potrebbe prendere il posto di Daniela Santanchè al turismo, mentre Zaia potrebbe sostituire un altro siciliano, il ministro Urso, a capo del Mimit. Incentivi, poi Confindustria all'attacco. Vediamo ad Agrigento la truffa sui fondi della cultura, tra gli indagati c'è Pisano, e poi le amministrative di Messina, più piloni per tutti, municipalità Peloro, una no ponte, un leghista e un deluchiano. Doc a Messina, sfida simbolo con vista sullo stretto. A Caltanissetta, soldi in prestito e pagamento con fattura. Ci sono 2 arresti, un caso di usura scoperto dai carabinieri. L'ultima inchiesta sul boss di Cosa Nostra dell'Asta crea fibrillazioni nelle aziende locali. Andiamo a vedere la prima pagina di Palermo, quali sono le principali notizie della città e della provincia. Intanto Borgo Nuovo, prime pietre per Chiesa e Punto Giovani. Ieri il
via i cantieri per San Paolo Apostole, per il centro di aggregazione. Poi la strafavorita, si parla del Parco della Favorita, affidata alla progettazione per il rilancio dell'area verde, in arrivo 10 milioni di euro per edifici storici, viabilità e frutteti. E ancora, per la cronaca, macete nascosto in una finestra, cresce l'allarme per la sicurezza, ritrovato dai residenti di via Divisi, indagini dei carabinieri. E ancora la Malamovida, l'opposizione chiede misure antirumore. Nel taglio basso vediamo: è morto l'imprenditore Michele Giglio, fondatore dello storico marchio di negozi. La prima pagina di Catania. In primo piano c'è l'anfiteatro romano, il gioiello nascosto dell'anfiteatro, meno di 10.000 paganti in 3 mesi. Da domani la gestione della biglietteria andrà alla società veneta Coop Culture. E poi in basso ancora un falso ordigno al centro postale, un allarme per una bomba. Fortunatamente era un falso allarme, appunto ci sono in corso delle indagini. A Siracusa ieri giornata di paura. Incidente shock, un'auto finisce in mare, 2 donne vengono tratte in salvo, sono madre e figlia. Una tragedia sfiorata, scrive La Sicilia, perché 2 persone si sono subito prodigate per aiutare queste 2 turiste. Erano 2 turiste appunto straniere. Ci siamo tuffati senza perdere tempo. La mamma aveva operato una manovra errata con la sua Ford ed è finita in acqua. Ci fermiamo, grazie per averci seguito. Vi ricordo che la rassegna stampa ritorna domani mattina. A tutti voi una buona giornata.